sganciamento della stampa del dollaro dal controvalore reale che era l'oro. A quel punto si creano due realtà che sono contrapposte fra di loro. Una è l'economia reale, che è finita ed è misurabile. L'altra, la stampa del dollaro, che viene fatta all'infinito, che diventa per lo stesso motivo infinita e non misurabile. Quindi la finanza si stacca dal mondo reale e vive una sua vita indipendentemente dal mondo reale, che non misura più, perché la finanza ha un misuratore che è l'infinito e quindi può replicarsi se stessa all'infinito. Che cosa succede? Che sino all'89, cioè alla caduta del muro di Berlino, la finanza e chi esercitava il potere sulla finanza era limitato dalla presenza di una forza che era rappresentata dall'Unione Sovietica. Questa situazione in realtà salta quando nell'89 il muro di Berlino cade e quindi si viene ad affermare un unico potere, che è quello del mondo occidentale governato dalla finanza. La finanza in questo caso perde qualsiasi remora e qualsiasi controllo e diventa infinita, e per questo trasforma l'economia, che cessa di esistere come scienza sociale, e si trasforma in una scienza razionale, cioè la finanza è razionale e diventa una verità incontrovertibile. Gli anni 90 cominciano proprio con il primo premio Nobel alla finanza, Markowitz nel 91, che prende il premio Nobel con la motivazione di studi pionieristici nell'ambito della finanza. Dal 91 in poi i premi Nobel assegnati dall'Accademia delle Scienze diventeranno sempre di più la manifestazione di una collusione tossica fra finanza, politica ed accademia. Quindi all'inizio degli anni 90 la finanza comincia a esercitare il suo dominio sull'economia reale come verità incontrovertibile e nasce il rating. Il rating, che cosa nasce il rating? Nasce lo spread, il PIL c'era già, ma assume una dimensione diversa perché è basato esclusivamente sulla finanza. La finanza sostanzialmente ragiona sui flussi di cassa. Quindi il rating, la finanza nasce, il rating nasce ai primi del Novecento, grazie a Van Pur, che propone una misurazione della affidabilità. Affidabilità prima delle imprese e poi dagli anni 90 diventa una misurazione dell'affidabilità dei paesi e dei debiti sovrani dei paesi. Il rating si esprime in lettere, lettere A sono il massimo realizzabile, poi si va alle tripla B e poi si scende via via nell'inferno. Ora, in realtà, l'attribuzione del rating a istituzioni private o istituzioni pubbliche o anche allo Stato è il risultato di una manovra politica, perché il rating viene espresso da tre società di rating che sono tutte americane, che sono Standard & Poor's, Moody's e Fitch. Queste società di rating sono a loro volta partecipate da istituzioni finanziarie, cioè sono partecipate da banche d'affari, da società di investimento come Warren Buffett, per esempio, che ha una quota significativa in Moody's, per esempio. No? Quindi che cosa succede? E più il rating è basso, più il paese deve pagare in interessi. Più il rating è basso, più gli interessi aumentano e questo fa sì che il paese deve pagare quel famoso spread, no? Che noi abbiamo imparato a conoscere più da vicino nel mitico 2011, quando fu buttato giù Berlusconi in nome dello spread crescente. No? Vorrei proprio partiamo da questo fatto per farci capire dagli operatori come gioca la finanza. Quindi nel 2011 l'obiettivo fu quello di deprezzare il paese, che al tempo aveva un rating di AA e B, e quindi era assolutamente, come dire, in una corsia corretta, ed era però per una serie di eventi e
Berlusconi c'entrò sino a un certo punto perché l'obiettivo era quello di destabilizzare l'Europa, no? Che cominciò negli anni precedenti con l'attacco alla Grecia, con l'attacco alla Spagna, al Portogallo e all'Irlanda. E cominciò lentamente poi ad attaccare nel 2011 l'Italia. L'obiettivo era un altro, era un obiettivo politico ed era fare in modo che gli Stati Uniti arrivassero ad eleggere alle elezioni presidenziali non più Obama. Che cosa successe nel 2011? Che cosa fece la finanza per creare e destabilizzare il paese? Allora, i titoli di Stato che la gente vede, i BTP, una volta c'erano i BOT, i BTP, i buoni pluriennali del tesoro, possono essere comprati o venduti nelle stock exchange, cioè nelle borse valori. Che cosa si può fare l'operatore? L'operatore può comprare e vendere titoli che non ha, può vendere titoli che non ha a condizione che alla chiusura del periodo di acquisto e vendita lui ritorni in possesso dei titoli che non ha. Quindi può vendere cosiddetto allo scoperto e può comprare allo scoperto, può comprare, ma per esempio potrebbe comprare oggi perché il prezzo è alto e poi vendere lo stesso quantitativo entro la fine del mese di negoziazioni e ritornare in pareggio. Che cosa hanno fatto gli istituti finanziari nel 2011? Hanno cominciato a vendere allo scoperto titoli dei BTP italiani. Tra questi venditori si era rivelata una principale, la Deutsche Bank. La Deutsche Bank fece grossi affari con i titoli italiani, vendendoli allo scoperto. Che cosa succede? Che nel momento in cui tu immetti sul mercato una quantità significativa di titoli senza una contropartita di domanda, il prezzo crolla. Quindi se l'offerta eccede la domanda, abbiamo come riflesso la caduta del prezzo. Che cosa succede? Che a questo punto il soggetto che ha venduto allo scoperto dei titoli senza averli, li deve ricomperare, però li ricompera a un prezzo più basso perché la sua azione di sbattere sul mercato una quantità, un volume enorme di titoli fa sì che il prezzo si abbassi. Quindi lui li ricompera a un prezzo più basso e poi ritorna ancora una volta a tosare la pecora e quindi ritorna a ributtare sul mercato dei titoli che non ha, li ricompra a un prezzo più basso. La Wall Street non si sa gli utili che ha fatto sui titoli italiani, così come la Deutsche Bank. Un intermediario finanziario che conoscevo mi disse non hai l'idea di quanto abbiamo guadagnato sui titoli italiani. E che cosa è successo? Che il valore del titolo si abbassa e conseguentemente giustifica le società di rating a deprezzare il paese, e cioè a deprezzare il paese italiano, e ci ha portato dalla AA alla tripla B. E nel momento in cui il rating si deprezza è chiaro che l'interesse sul debito aumenta e quindi noi abbiamo avuto un significativo aumento degli interessi sul debito che è stato che ha generato poi la caduta di Berlusconi. Quindi in sostanza la caduta di Berlusconi è stata un'operazione finanziaria studiata a tavolino. Questo Il per dire il problema è, potere delle agenzie di rating. il problema è che paghiamo sempre noi contribuenti, noi cittadini, i profitti altrui, Paghiamo, perché cioè, perché il problema vero è che la finanza ha un assunto dagli anni 90, quando di fatto è stata liberata, no, dal rischio di avere di fronte l'Unione Sovietica ed è stata liberata nel suo potere. Leggevo recentemente un libro molto interessante di Dostoevsky, L'adolescente. No? E l'adolescente, stiamo parlando del 1875, e l'adolescente va a fare lezione da questo qua che è il suo maestro sostanzialmente, e il maestro gli spiega come va la vita e a un certo punto ha una considerazione, gli dice: e tutti questi stati pieni di debiti
con i loro bei bilanci, a un certo punto si metteranno d'accordo nel non pagare i loro debiti e tutto crollerà. Ovviamente ci saranno contro i conservatori che detengono in mano il debito dei paesi, ma alla fine il sistema poi ritornerà. E il giovane fa questa domanda al maestro Dostoevsky: ma è possibile che tutto questo mondo salti solo per colpa della finanza? 1875. E Dostoevsky fa rispondere: sì, pensa anche all'Armageddon, insomma, no? Quindi la finanza ha assunto un potere che è stato sempre previsto. Lo stesso Rothschild, il barone di Rothschild, nel 1830 diceva: noi entreremo nelle banche centrali e governeremo il mondo con la finanza, insomma. Quindi la finanza Ecco, è professore, uno strumento di destabilizzazione. ecco, dal tuo racconto e anche dal riferimento al 2011 e ai favolosi profitti di alcuni operatori emerge quello che è uno dei temi del tuo articolo che citavo prima, cioè la questione dei conflitti di interesse. Perché tu scrivi: le principali agenzie di rating, Standard Poor's, Moody's, Fitch, sono partecipate, come dicevi prima, da grandi multinazionali. E da qui parte la filiera dei conflitti di interessi, no? Ne vogliamo parlare? Sì, il conflitto di interesse nasce nel fatto che non esiste un soggetto in grado di limitare questo potere, no? Perché il potere è nelle mani di pochi ed è un potere destabilizzante. C'è stato un precedente a ridosso del 2011 perché il Tribunale di Lecce cercò di incolpare Standard Poor's del fatto del 2011, e cioè del fatto che Standard Poor's, avendo fatto il downgrading dell'Italia, creò una situazione di aumento degli interessi, aumento del debito e collasso del governo. D'accordo? E andò all'udienza e come testimoni furono sentiti sia Romano Prodi che Mario Monti. Alla fine, alla fine il Tribunale di Lecce disse: vabbè, non abbiamo elementi per giudicare Standard Poor's, quando era del tutto evidente che Standard Poor's aveva messo in piedi su mandato di quelli che comandano Standard Poor's, su mandato di Standard Poor's, di far saltare il Ah, paese. e per collaterale a livello mediatico, il pubblico ministero che istruì quella causa fu dato per cretino sostanzialmente, fu Sì, dipinto come uno scemo, no? fu dato come uno scemo. Allora, questo dà l'idea del potere della finanza e del fatto che noi oggi abbiamo avuto un aumento del rating. In realtà noi abbiamo una situazione debitoria molto pesante questo è il periodo della finanziaria e quindi abbiamo una Sì. finanziaria Poi molto ne difficile. parleremo perché tu hai scritto un altro articolo formidabile sulla finanziaria e ne parleremo Qui ci prossimamente. sarebbe tanto da dire Mm, mm. sui Lo conflitti di recupereremo interesse che senz'altro. pagano i cittadini. Quindi, da questo punto di vista, l'altra strumentalizzazione evidente è stata che le società di rating vengono pagate per fare quelle cose lì. Quindi, quando poi ci fu nel 2008 il famoso scandalo dei subprime, le società di rating davano la tripla a tutte le società che emettevano dei subprime e il giorno prima Lehman Brothers, il giorno prima del fallimento, Lehman Brothers aveva la tripla A, che è il massimo possibile assegnabile a una istituzione. E da notare che il principale editorialista di Washington Post, il giorno prima il fallimento di Lehman Brothers, scriveva sul Washington Post che non c'era nessun problema Sì, riguardante Lehman Brothers e i suoi potenziali problemi sì. finanziari. Il giorno dopo abbiamo visto nelle fotografie gli impiegati di Lehman Brothers uscire con gli scatoloni delle loro robe dall'ufficio di Lehman. Quindi c'è stata una sistematica valutazione voluta e criminale da questo punto di vista, no? Perché alla fine c'è stata un'esplosione
del debito con Lehman Brothers, che ha colpito le principali banche d'affari americane, che non sono state condannate per avere partecipato al banchetto dei subprime, ma vennero salvate dall'allora governatore della Fed, Bernanke, dall'allora governatore della Fed Bernanke, con migliaia di miliardi, e questo fece scattare delle critiche molto pesanti nei confronti della Fed da parte anche di alcuni studiosi italiani, come al tempo Guido Rossi, che scrisse un pezzo dal titolo Non rubare. E qui in realtà ci sono stati tutti i controlli. Professore, tu scrivi chiarissimamente, e lo stai dicendo anche adesso, che in sostanza questo strumento del rating in mano a queste agenzie di rating, che sono piene di conflitti di interessi alla radice, perché il loro obiettivo è fare profitto su aziende o anche su stati, e qui la questione riguarda evidentemente tutti i contribuenti, cioè noi cittadini di questi stati. Questa azione, diciamo così, nasce da una questione di fondo. Allora, nasce per motivi speculativi, per fare profitto. E diciamo, uno potrebbe dire: ma perché io devo accettare il giudizio delle agenzie di rating, io Stato? Come posso oppormi a questo giudizio? A, arbitrario; B, in conflitto di interessi; C, dannoso per i miei cittadini, perché è un giudizio che dipende dalla volontà di profitto o dalla volontà, diciamo, di speculare di queste grandi agenzie e di quello che gli sta dietro, cioè le banche d'affari, il mondo della finanza. Benissimo, perché io devo sottostare a questo? Punto primo. Perché tu fai un'altra osservazione molto interessante. La radice di questo processo del rating sta nel fatto che si pretende di giudicare col metro dell'utile a breve, il loro utile, istituzioni che invece agiscono con il metro della politica, per esempio, cioè gli stati oggetto del rating, e che hanno un orizzonte temporale e anche di valori del tutto diverso. Come faccio io a subordinare l'azione politica, che deve guardare all'interesse generale, al bene comune, al medio e lungo periodo, alla valutazione di agenzie che invece guardano al profitto, alla speculazione, in conflitto di interessi e nel breve periodo? Sono due mondi che non possono andare d'accordo, però noi li facciamo andare d'accordo, con danno per tutti noi, non per loro. Li facciamo andare d'accordo perché non abbiamo la forza. Allora, nel momento in cui Lehman Brothers viene valutata con la AAA, è evidente che c'è un potere molto forte che noi non siamo in grado di ostacolare. Riprendendo Sì, l'osservazione sulla misurazione, il problema ritorna da capo, e cioè la finanza è uno strumento di misurazione solo delle entrate e uscite di cassa, ma in realtà, come si insegna al primo anno di ragioneria all'università, l'equilibrio finanziario dipende dall'equilibrio economico, che viene completamente dimenticato. sì, Non solo, ma una società non è valutabile in base ai flussi di cassa, no? Solo ai flussi di cassa, perché potremmo avere due società, due società pubbliche, due stati, diciamo, no? In cui uno ha un rating più alto, no? Migliore, diciamo, no? Un rating migliore, che però ha una società con alta disoccupazione, alta povertà, alta disuguaglianza, e una società con un rating appena un po' più basso, che ha un'alta uguaglianza, una bassa disoccupazione e una più bassa povertà. Allora, le due società noi come le giudichiamo? In base ai flussi di cassa o in base ai misuratori sociali? È chiaro che una società certo. che prima o poi si trova in una situazione di alta disoccupazione, alta povertà, alta disuguaglianza, salta, perché da 2000 anni le società saltano solo per due motivi: o per guerra o per classe. Allora, anche adesso, se noi stiamo guardando gli Stati Uniti, abbiamo lo stallo del bilancio federale, d'accordo? Lo stallo del bilancio federale, il touchdown da parte del governo della Sì, Casa Bianca, che
oppresso, e questo l'abbiamo detto più volte, da un debito incontrollabile, stiamo arrivando ai 40.000 miliardi, no? Con un PIL che non arriva ai 30.000, sui 27-28 mila miliardi, cioè gli Stati Uniti spendono di più di quello che incassano e devono Sì. ridurre la spesa pubblica. Che cosa è successo? È successo che il governo, il presidente degli Stati Uniti, grazie ai suoi consulenti, ha tagliato sostanzialmente delle spese pubbliche federali, lasciando a casa migliaia di persone che lavorano nella sanità, nella pubblica amministrazione, guardiani nelle foreste, ha lasciato a casa centinaia di migliaia di persone per poter ridurre la spesa. I democratici, che vedono in queste persone quelli che danno loro il consenso, si sono opposti a questa norma, la quale norma sostanzialmente prevede appunto che vengano licenziati in massa tutti gli impiegati pubblici, ed è evidente che questo creerà una situazione di confronto molto forte. Non è casuale che Trump mandi le forze dell'ordine a governare e i militari a governare le città come Chicago, come New York, e come la California, insomma, no? Ecco, Quindi professore, tu fai una domanda a questo proposito centrale nel tuo articolo, alla quale dai una risposta, ovviamente. Come si può pensare di valutare un sistema complesso come una società o addirittura come uno Stato o un paese enorme come gli Stati Uniti basandosi solo sui flussi di cassa, no? Cioè su indicatori che sono lontani mille miglia dalla realtà vera? Qui abbiamo una volta di più il conflitto insanabile tra la teoria assolutizzata, ma in realtà finalizzata al profitto, e dall'altra parte la realtà vera, l'economia vera e propria, cioè la vita di tutti i giorni, la vita di un paese, che è una cosa complessissima. Come fai a riassumerlo con AAA, BBB, alla luce appunto di indicatori che sono del tutto teorici, no? E oltretutto tu citi poi nel tuo articolo, uno dopo l'altro, queste previsioni fallaci di questi signori che governano il mondo della finanza, che alla fine ci governano però anche a noi, attraverso il condizionamento sulla politica. Io voglio chiudere, perché mancano 2 minuti, con la tua conclusione e con una domanda mia. La conclusione tua l'ho trovata straordinaria da lettore. Tutti questi guru della finanza, tu scrivi, dovrebbero essere sottoposti a un trattamento di riabilitazione, no? Insieme ai tanti macroeconomisti che si sono inginocchiati di fronte alla falsità delle loro affermazioni. Una pena più mite sarebbe quella di costringerli ad andare a lavorare in un'impresa come magazzinieri, così prenderebbero contatto con l'economia reale caricando e scaricando le merci in arrivo e capendo i movimenti di magazzino e in che modo le valutazioni delle scorte incidono sulla determinazione del reddito e sul livello di debito. Io la trovo straordinaria questa tua conclusione, ma mi viene una domanda, ma perché i nostri statisti governanti, non dico i nostri quelli italiani, tutti praticamente, non si sottraggono a questa assurdità? Dannosa per le loro popolazioni e per i loro cittadini. Altro che il bene comune, eleggetemi e farò il vostro bene. Come ne usciamo qua? ne usciamo male perché questa situazione che dici tu è il frutto di una mancanza di cultura, cioè non abbiamo cultura in chi ci governa, non abbiamo cultura, cioè adesso con tutto quello che si verifica che noi dobbiamo creare, e qui ritorniamo alla tua osservazione su cui non vogliamo entrare, ma che dobbiamo bloccare per lo sciopero sulla Palestina, quando in realtà abbiamo dei problemi della sanità, dei problemi di disoccupazione, l'abbiamo visto con le elezioni nelle Marche, insomma, la sinistra è crollata perché è andata a cavalcare la Palestina quando doveva cavalcare la disoccupazione, la povertà, la disuguaglianza, la sanità che non funziona, hanno perso di vista completamente la realtà. Quindi questa gente vive in un mondo che non capisce, che non vede, non ha strategie, di conseguenza non ragiona. Ha ragione Severino quando dice noi siamo sopra un mare in tempesta e non vogliamo vederlo. E questa è la realtà, cioè non abbiamo la capacità di mettere i piedi per terra, e negli Stati Uniti tu hai un'azione di autoritarismo senza precedenti alla faccia della democrazia, ma hai un'opposizione inesistente. Cioè, il vero problema è che oggi Trump non vai bene, ti mando a casa, sei un giornalista che scrivi contro di me, ti mando a casa. Quindi ha una situazione di autoritarismo, secondo me, che genererà
delle reazioni sociali che già vediamo, quando ogni giorno compare uno che con il mitra è andato in una scuola e ha ucciso 4 persone, è andato da un'altra parte e ne ha uccise 5 e poi si è sparato, che si fa l'attentato a Kirk e nessuno se ne accorge che c'è un che sta per sparare. Insomma, siamo in una situazione di grande confusione, di grande tensione sociale. Trovo che questo sciopero che è stato indetto oggi sia sbagliato perché dovresti fare lo sciopero per la disoccupazione, per i giovani che non trovano lavoro. Direi Per anch'io. questi scioperi. E mi pare anche, condivido perfettamente, dobbiamo chiudere veramente, però mi pare anche che la famosa legge 146 del 90 che regola il diritto di sciopero con tutte le sue successive modifiche sia un ferro vecchio che va cambiato completamente. Sì. È da mettere in magazzino come diciamo è da mettere via oramai in un solaio pieno di polvere dove si trova in compagnia con tanti belli oggetti che in questi anni dovremmo mettere lì in polvere e tenerli lì come ricordo di futura memoria. Sì, professore, allora io ti ringrazio anche per la concisione, la brevità e la chiarezza. Rimando al tuo articolo formidabile su ore12.net, ripeto il titolo così chi ci segue lo trova, agenzie di rating, l'impunità dei conflitti di interesse. C'è anche sul post nella pagina Facebook di Radio Libertà. Poi parliamo di finanziaria. Sicuramente, perché entreremo con ottobre, novembre, dicembre nella preparazione della finanziaria. Dico solo una cosa che mi ha colpito del tuo articolo: la finanziaria la discutiamo per 4-5 mesi, i risultati li controlliamo in 3 giorni, anche lì facciamo finta che è andato tutto bene, ma poi ne parleremo in dettaglio. Dati di fatto, questi sono dati di fatto. Ne parleremo in dettaglio. Grazie al professor Fabrizio Pezzani, come sempre. Professore, buona giornata, buona fine di settimana. Grazie a voi tutti, spero di essere, come dire, piaciuto o perlomeno che sia stato in grado di aiutare a risolvere qualche dubbio e qualche domanda.